Il 25 maggio 2021 è una data storica per l'emergenza coronavirus. L'incidenza dei positivi sui tamponi effettuati in Veneto è scesa allo 0,46%. Si tratta del dato più basso di sempre, almeno per il momento. A dare la buona notizia è il governatore Luca Zaia. Oggi è la giornata con il valore più basso della storia. Cosa vuol dire? Vuol dire che fra l'altro è veramente basso, 0,46, perché è riferito a 34.431 persone testate per aver avuto un contatto stretto con un positivo. La campagna vaccinale prosegue, ma ora nell'agenda della regione entra di prepotenza il tema del turismo. Vi confermo che abbiamo intenzione di aprire al mondo del turismo. Con tutta probabilità apriremo con la modalità della forzatura, cioè nel senso che l'operatore turistico entra nel nostro sito e troverà la casella operatore turistico, si prenota e ha l'obbligo di certificare la sua posizione. Su tutto, però, pesa come un macigno la scarsa disponibilità di vaccini. Vorrei ricordarvi che in questo paese si parla sempre di dati statistici, di quanto vacciniamo, di quanto facciamo, ma ci si dimentica di dire che non abbiamo vaccini. Cioè, vi è chiaro che noi non abbiamo vaccini.